Strofinate l'aglio su del pane raffermo, in una padella un fondo d'olio, quindi 2 filetti di acciuga e aggiungiamo i bocconcini di pane ad arroscare. Cuocete gli spaghetti molto ma molto al dente. In una padella un fondino di olio, poi dell'aglio e delle acciughe a stemperare. Quando le acciughe sono stemperate, tuffate gli spaghetti in questo fondo, mescolate ben bene, aggiungete origano e basilico e alla fine i pezzettini di pane arroscati. Sono Sasà, oggi il nostro ospite è talmente famoso, ma talmente famoso che non ha bisogno di presentazioni. Sì, non mi dispiace. Non mi dispiace.